No panico, le prime sequenziazioni ci dicono che siamo nell'ambito delle sottovarianti dell'Omicron che già conosciamo, tant'è vero che non siamo appesi a temi come terapie intensive o altro, ma stiamo parlando molto spesso di vie aeree superiori, quindi significa raffreddori, mal di gola e altro. Quindi per ora nessuna novità, ovvio che è giusto che vengano tamponate le persone che arrivano dalla Cina in maniera tale che si abbia un minimo di monitoraggio delle varianti, questo è quello che più ci preoccupa. Nessun allarme, ma attenzione con gli aeroporti veneti già operativi con i punti tampone per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Le mascherine vanno portate in ospedale, vanno portate nell'RSA quando si vanno a fare visite agli ospiti dell'RSA, si tutelano i fragili, gli anziani, ma dopodiché insomma, penso che noi stiamo vivendo una vita sostanzialmente normale. Ricordiamoci da dove veniamo, 2 anni fa non era così. Abbiamo i punti tamponi negli aeroporti, quindi non soltanto quelli che vengono attraverso voli diretti che erano soltanto Malpensa e Fiumicino, ma tutti gli altri. Con l'USMAF abbiamo un accordo per cui loro hanno dai vettori l'elenco di tutti coloro che sono in transito e che quindi si trovano, partono anche da altri scali e quindi arrivano e vengono tamponati. Viene fatto il tampone rapido e poi, se positivi, il tampone molecolare. Al momento sembra che ci siano soltanto sotto varianti Omicron. Stiamo anche valutando quello che la Cina sta cominciando a caricare nella banca dati internazionale ed emerge solo questo tipo di variante. Su quelle che sono condizioni di gravità eccetera, naturalmente al momento è ancora troppo presto, le persone che sono rientrate erano 11, ci sono state segnalate, sono state prese in carico l'altro ieri e 3 ieri, quindi noi giornalmente cercheremo di vedere anche per avere una dimensione del problema, però al momento insomma mi pare che sia tutto abbastanza sotto controllo. Tra l'altro questi tamponi che noi mandiamo a sequenziare vengono etichettati proprio per essere identificati e quindi per avere non soltanto il virus eventualmente ma anche la numerosità e la dimensione del problema.